Ciao, bentornato nel mio canale. Oggi in questo video ti faccio vedere una raccolta di cosine che ho comprato e che ti volevo far vedere, però invece di farne fare un video per ogni cosa le ho raggruppate per bene così da fartele vedere in un unico video. Quindi super mega haul Amazon e AliExpress. Iniziamo subito con il pacco che è arrivato oggi, prese su Amazon, due t-shirt uomo, questa è quella originale NASA con la scritta dietro, taglia L, mentre questa è degli Avengers, non so come si dice, taglia M, perché nelle recensioni era proprio specificato di prendere in caso una taglia in meno. Non è mia abitudine comprare abbigliamento su Amazon, però devo dire che la qualità sembra ottima, ma ti farò sapere. Ieri nelle mie storie Instagram ho messo il pacco che è arrivato ieri, ho fatto vedere un unboxing in diretta. A proposito, se non mi segui ti lascio il link qui, mi trovi sempre con Agatha Chic non impegna. Ho preso la zanzariera magnetica per la mia fantastica porta fuori misura. Difatti è una misura un po' particolare perché era 1,40 x 2,40 ed è la seconda che compro. Adesso ti faccio vedere subito dopo questo tipo di zanzariera che è molto comoda e pratica, specialmente se ti capita di uscire ed entrare mille volte al giorno. Allora, questa è la zanzariera con le calamite, la 1,40 x 2,40. Infatti forse, ma non ne sono sicura, forse non la taglio, la lascio così. Ha anche questi nastrini sempre di velcro che permettono di arrotolare se la vuoi tenere un attimino aperta. Io l'ho dovuta piegare lì proprio qualche centimetro, però per il resto sono soddisfattissima perché tu esci ed entri e lei senza problemi si richiude tranquillamente, a parte quando esce lui dietro di me che non l'ho visto, però vedi, taccate. E no, uguale, simile, un'altra un po' più piccola che ti faccio vedere, ed è questa, un po' più piccola, la misura esatta non me la ricordo, però te la lascio sicuramente scritta nell'info box. Questa ha le calamite qui dentro, l'altra invece li aveva dentro questo tessuto, questa stoffa, e anche queste devo dire che approvata, sta resistendo, non pensavo, perché ha dei pezzettini di velcro e invece stanno resistendo. Anche qui ho dovuto fare un pochino il giro per evitare di tagliare e modificare, ma va benissimo così. Adesso ti mostro man mano tutte le altre cosine che ho preso nei mesi passati, specialmente durante il lockdown qualcosina mi è arrivata anche, e te la mostro sia presa da Amazon che da AliExpress. Insomma, fammi sapere se ti piacciono queste cose, se vuoi altre info, trovi tutti i link nell'info box, clicca la freccetta qui e se ancora non l'hai fatto e ti piacciono questi video iscriviti al mio canale e attiva la campanellina. Ciao! È arrivato finalmente il regalo di compleanno che ho scelto per la mia figlioccia Adelaide. Cerco di farle sempre dei regali creativi quando posso, perché alla fine vestiti, per i giocattoli ancora piccini, sì, perché per i giocattoli magari già è un po' grande, per i vestiti c'è anche tempo, quindi finché posso, per Natale mi ricordo le ho regalato la macchina da cucire. Carinissima, quella è stata molto contenta. Adesso invece per il compleanno magari impariamo a suonare uno strumento, ovviamente scordatissima. Comunque questa è una chitarra per bambini perché è ovviamente più corta, in legno. Devo dire che è molto ben fatta. Già è arrivata con le corde e ci sono un sacco di accessori che adesso vi faccio vedere. Comunque bisogna accordare, ovviamente adesso Mamma, perché la chitarra non c'ha questo? ce l'ha. E dove? Comunque non
più di tanto. Fai giusto, gli diamo una stretta, ma non tanto, perché comunque gliela dovrò far consegnare tramite un amico, perché che va lì, perché non abitiamo nello stesso comune, quindi c'è una persona che lavora lì e tramite questo cercherò di fargliela avere. Comunque è arrivata la chitarra, no? Mettiti qua, tienila. No, non la vuole. Insieme alla chitarra è arrivata la cinghia, le corde, è un altro set di corde, perché sono 3 di nylon e 3 di metallo, 2 plettri, questo è un accordatore a bocca. Io mi ricordo l'avevo quando con la prima chitarra che ho comprato c'era solo il La, era una specie di fischietto, tu ci soffiavi dentro e lui ti dava la tonalità del La, e una volta che riuscivi ad accordare la corda del La, riuscivi automaticamente ad accordare le altre. Questo mi sa che se ci soffi ti dà la tonalità di tutte le corde, che ovviamente questa è la prima ed è un Mi maggiore, vabbè, e così via dicendo. E non so cos'è questo, non lo so cos'è. AT200D Tuner. Questo mi sa che è un accordatore però in digitale. Con questa mollettina c'è anche la batteria, già si aggancia alla chitarra e credo che ti accordi le corde in digitale, tre colori, no, 3 colori di luce, però è per chitarra, violino, ukulele e basso, quindi mi sa che è un accordatore. E poi c'è la custodia, che è fantastica anche questa. Ora gliela sistemo tutta qui dentro. È arrivato anche questo piccolo spartito con 4 canzoncine, Oh Susanna, Happy Birthday, e una piccola spiegazione delle corde. Adesso gliela confeziono tutta qua dentro e poi incarto, anche se lascia ben poco all'immaginazione, perché si capisce che è una chitarra, però sono sicura che le piacerà. Mi sa che la devo togliere prima che la distruggono. Questo, a differenza della chitarra di prima che ho preso su Amazon, l'ho ritirato da AliExpress. Questi sono degli stickers, degli piccoli omaggi che mi ha mandato il venditore, e praticamente si tratta di un set, mi sembra da 6 pezzi, di borsette per bambini. Sono delle borse in tessuto non tessuto, con delle stampe, dei disegni, tutte da colorare con i pennarelli. Io le trovo molto comode e utili, anche perché visto che comunque sono anche abbastanza capienti, il bambino può mettere dentro i giochi nel caso in cui vuole portare qualche giochino con sé quando usciamo. E la cosa più simpatica è che possono personalizzare la loro borsa con i colori che preferiscono. Questi invece sono i lettini montessoriani che ho preso su Amazon. Sono i lettini a forma di tenda degli indiani che mi hai visto montare in uno dei miei video. Trovi la scheda, clicca sulla I e vedi il lettino completo.
queste, sempre a proposito dei lettini, sono le luci notturne a forma di stellina che ho preso sempre su Amazon. Ne ho prese 2 scatole, appunto un set di lucine per ogni letto. Sono molto comode perché funzionano con le batterie e hanno anche il timer, quindi noi la sera le accendiamo e la mattina automaticamente non corriamo il rischio di dimenticare di spegnerle, perché dopo mi sembra 6 ore si spengono da sole. E queste anche, se clicchi nella i che compare adesso in alto, le vedrai sistemate direttamente sul lettino che ho preso per i bambini per la loro cameretta. Un altro acquisto fatto su AliExpress è questo set di coperchi in silicone. Io non pensavo mai di poter dire una cosa del genere, sono un'invenzione pazzesca, perché come puoi ben vedere, se non hai il coperchio di quella insalatiera, quel contenitore, puoi benissimo far aderire uno di questi coperchi e proprio aderiscono, diventano, sembra un tamburo, infatti, come faccio vedere da questa immagine. Ci sono, mi sembra, 6 misure diverse, trovi anche qui il link. Se anche tu sei stanca di raccogliere sparsi in tutto il lavandino i peletti della barba, quando tuo marito decide di radersi, questo è il prodotto che ti consiglio vivamente da acquistare, che ti risolve il problema. Una specie di grembiule bavaglino che si fissa allo specchio e che raccoglie tutta la barba che cade mentre il marito si rasa. Spero di averti tenuto compagnia e che questo video ti sia piaciuto. Ricordati di lasciarmi un like e iscriverti al mio canale se ancora non lo hai fatto. Alla prossima, ciao! Non ci sono. Certo che ci sono, le cassette te le avevo messe.